Giro del mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera, eccoci qui alla puntata, l'ultima puntata dell'anno. Cosa dici, Rossella? Rossella qui con Sì, me. sì, l'ultima di quest'anno. Oggi manca poco, la prossima settimana è Natale, a meno che non vogliamo fare una puntata alla vigilia di Natale, ma oggi Ma cos'è? non avendo grotte nei dintorni non possiamo. Anche perché adesso poi, non so, c'è l'IMU più alta. A proposito, ieri scadeva l'IMU da Abbiamo pagare. pagato l'IMU. Ci siamo Non dimenticati. abbiamo pagato l'IMU perché noi abbiamo solo la nostra casina dove abitiamo. Ci siamo dimenticati, va bene, dai, tanto dopo faranno una sanatoria, no? Ho visto che chi non ha pagato le multe del Covid dopo è stato graziato. E Allora, quindi dici, se oh, tanto mi dà se tanto. In tanto mi dà effetti tanto, sì, forse non è molto intelligente pagare tutte queste cose eh, quando poi arriva di sicuro una sanatoria. esatto, Una grazia quindi divina quasi. va bene, la sigla l'abbiamo fatta andare tutta fino ai titoli di coda che non è mai successo in tutta la storia di Radio Nostra. Andiamo anche col primo brano da parte, adesso mi faccio un po' di autopubblicità perché i brani di questa puntata saranno tutti della CT Bandland. Eccola ecco qua, c'era un buco nero sul video della CT Bandland. Perché chi vuole venire al Cavallino sabato suoniamo alle 16, chi vuole venire a Mestre domenica suoniamo alle 17. Ecco, ho fatto la mia autopromozione e andiamo col primo brano. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Let the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow.
a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Eccolo qua, Have Yourself a Merry Little Christmas, CT Bandland. Rossella, ti apro il microfono e ti alzo anche il nostro aerostato della nostra mongolfiera per andare ad Alessandria, credo in Piemonte siamo? Ad Alessandria. Ecco qui, perché dall'alto non riuscivo a capire, tra i laghi, mi confondevo i vari laghi che C'è ci sono. una zona di festa, una zona dimenticata, perché la linea principale è quella che va a Torino, Novara, Milano. Ecco. E quindi anche la zona verso Genova e Savona è un po' dimenticata. Ecco, noi siamo in questo triangolino. Un po' E allora siamo venuti noi a ridare smalto a questa zona. il triangolo del Mugugno lo chiamano questo. Del Mugugno. Del Mugugno, molto Però lindo. stasera non mugugniamo con Pierluigi Cavalchini, che è membro di Docenti Senza Frontiere ed è anche direttore di una rivista online molto interessante che credo valga la pena di seguire, che si chiama Città Futura. Poi fai un sacco di altre cose in realtà, ma Ma il mio lavoro prima di tutto è di insegnante, adesso faccio il formatore perché per fortuna dopo 43 anni mi hanno cacciato praticamente dalla scuola o mi sono fatto cacciare. Comunque rimane sempre il piacere anche di essere a scuola, perché abbiamo diversi progetti con scuole, addirittura le scuole materne, quindi ma si va dalle materne alle bellissimo. superiori. E gli insegnanti delle superiori hanno sempre sognato di essere alle materne, non sempre, però ogni tanto un pensierino si Io faceva. alle elementari ho insegnato, è stato il periodo forse anche più bello ma anche più difficile, perché ritengo che un insegnante di prima e seconda elementare debba prendere di più di un insegnante universitario. Sì, questo è un discorso, sì. Visto che ho provato per 2 volte a fare prima e seconda. Ecco, ma noi stasera ti abbiamo chiamato perché fra le tantissime cose che fai ti sei interessato abbastanza a lungo della questione curda e ci sei anche stato, insomma, no? Vero, E vero. quindi volevamo capire un po' che cosa succede, ma prima ricordaci un po' chi sono i curdi, perché molti di noi non è che se ne senta tanto parlare. Cerco di essere breve così magari giochiamo anche sulle domande. Dunque, intanto io me ne sono interessato perché avevo già fatto degli studi e a volte mi capitava a scuola, ho concluso gli ultimi 25 anni in una scuola superiore, in un liceo linguistico, un liceo sociopsico,
E si è parlato spesso dei popoli dimenticati o comunque dei popoli ai margini, ecco, chiamiamoli così. Allora ci siamo arrivati dall'antropologia culturale. E poi, avendo un pochettino di tempo, perché insomma ci vuole anche un po' di tempo per andare là, l'aereo, organizzarsi e tutto, avere poi una copertura con un po' di sicurezza, ho visto direttamente come stavano le cose. Effettivamente lì abbiamo circa 40 milioni di persone che si sono definite in diverse occasioni kurde, tra virgolette, pur essendo in altre nazioni, cioè non c'è il Kurdistan come Stato, e quindi sono per la maggior parte in Turchia. Sono circa 25 milioni in Turchia, nella parte orientale, un po' la capitale di questo Kurdistan turco è Diyarbakir, una bellissima città, tra l'altro di più di 1 milione di abitanti. Dall'altra parte poi c'è una componente importante nel nord Iraq. Nel nord Iraq, e lì ci sono due discretamente grandi città, anzi 3 volendo, che sono Mosul, Erbil e Duhok, sono tutte e 3 nel nord. Kirkuk invece leggermente più a sud è un 50-50, è sul margine già della presenza forte della componente araba. Cosa significa presenza kurda? Vuol dire che le famiglie, un po' come capita in Alto Adige, le famiglie quando insomma, devono far crescere i piccoli, la prima lingua che usano è il curdo, o comunque uno dei dialetti, che poi non c'è solo il curdo ufficiale. E questo è significativo, cioè vogliono mantenere comunque una tradizione, vogliono che ci sia un filo conduttore con una storia lunghissima. Tenete conto che poi ci sono altre 2 componenti che sono quelle, però con meno persone, in Nord Siria, Nord Siria, che viene chiamata Rojava, cioè la parte sud occidentale, arriva fin quasi al mare, fin quasi ad Alessandretta. Alessandretta è l'ultima città della Turchia prima della Siria. Una volta era una città turca sul mare, una città curda sul mare, adesso invece si ferma prima a 50 km dal mare, il confine dell'area curda. E all'interno invece il quarto stato è l'Iran. L'Iran, la Persia, è lo stato che in teoria dovrebbe caratterizzare di più il mondo curdo, perché l'iraniano è fra tutte le altre lingue, il turco e l'arabo, quello più simile al turco, al curdo. Infatti si parla del curdo come di una lingua della famiglia iraniana. Essere della famiglia iraniana significa parlare una lingua simile all'indoeuropeo, quindi all'antico indoeuropeo, e quindi una lingua simile anche alle lingue europee, all'italiano, al francese, all'inglese. Per cui le persone parlano, ci sono dei punti interessanti dove le persone parlano nel giro di 30 chilometri, non di più, un raggio di 30 chilometri, parlano 4 lingue completamente diverse. Il turco, che è una lingua ugrofinica, quindi una costruzione completamente diversa rispetto al curdo e all'iraniano, l'arabo, anche questa è una lingua notoriamente diversa dall'indoeuropeo, una lingua semitica, quindi con neanche le parole base, non so, acqua, uno, cane, non so, dico delle parole che a volte sono simili nelle varie lingue, e non ce n'è uno uguale. Invece c'è qualche somiglianza, direi parecchie somiglianze con la lingua dell'Iran, con il persiano, specialmente con il persiano di alcune zone più rurali, più antiche, che hanno mantenuto un persiano molto, molto tradizionale. È un po' come per noi latino, per il Logudoro, per la Sardegna, dove c'è quindi una tradizione molto conservativa ed è la lingua più simile al latino. Ecco, però volevo chiederti dal punto di vista dei costumi, qualche anno fa improvvisamente si è parlato molto dei curdi, no? Quando c'è stato
l'ISIS che insomma sembrava prendere molto Certo. spazio, e improvvisamente abbiamo scoperto i curdi che sono molto valorosi, che sono dei grandi combattenti e sono diventati addirittura alleati degli Stati Uniti, tranne diventare poi di nuovo invece ignorati non appena. E vedevamo queste donne così vestite addirittura in mimetica, quindi molto diverse dalle donne arabe che vivevano. L'alleanza con gli Stati Uniti è iniziata ai tempi di Saddam Hussein, quando c'è stata la seconda guerra in Iraq, quando poi è stato catturato Saddam Hussein. Se vi ricordate, l'Iraq in quel periodo era stato tagliato, era stato diviso in tre parti, ecco, sostanzialmente. La parte centrale era quella maggiormente controllata e anche maggiormente bombardata anche dagli americani. Quella a sud, più iraniana, più condizionata dal vicino Iran, era bombardata ma meno, perché non si voleva poi creare qualche situazione di attrito con l'Iran, che comunque nel periodo della guerra del Golfo ha avuto una posizione, se non neutrale, comunque per non essere troppo coinvolto. Chi invece ha collaborato molto con gli Stati Uniti è stata la fascia nord, quella che va da Kirkuk fino al confine con la Turchia. La stessa Turchia, notoriamente parte della NATO, era attivissima, infatti da Incirlik, dalla base di Incirlik sono partiti tantissimi aerei che sono andati poi a bombardare in Iraq, e Incirlik è proprio in territorio curdo turco. Parlo del 2003-2004 e si è protratta questa situazione fino al 2015-2016. Nel 2016, 2015-2016, anzi 2014, è cominciata invece la presenza dell'ISIS. ISIS vuol dire praticamente lo Stato islamico di Iraq e Siria, che è un acronimo, e aveva come obiettivo quello di islamizzare in modo molto più pesante sia l'Iraq che la Siria. Non è riuscita questa operazione. I curdi sono stati fra gli alleati più fedeli anche degli Stati Uniti, ma di tutte le forze. Dei turchi poco, perché hanno mantenuto una posizione ambigua, poi se volete ritorniamo su questo. Sicuramente dell'esercito siriano, dell'esercito iracheno, che hanno cercato in tutti i modi di fronteggiare l'ISIS. Parte dell'ISIS, cioè dei gruppi che facevano parte dell'ISIS, sono però oggi quelli che di fatto governano in Siria, quindi è un problema questo. È vero che non ci sono solo loro, però bisogna vedere adesso tutti questi vari gruppi se si mettono d'accordo. Se devo esprimere un mio parere personale, sì, esprimilo, perché appunto la successiva era non appena dopo 12 ore che erano entrati questi ribelli, fra virgolette, perché insomma forse anche così molto imprecisa come definizione, ma dopo 12 ore che erano entrati a Damasco, la popolazione ha festeggiato, eccetera, e l'Europa ha cominciato a ritirare la disponibilità del diritto di asilo e così via. Cioè sembrava che la situazione fosse improvvisamente normalizzata. E noi appunto volevamo chiedere a te qual è la situazione in particolare del Rojava, cioè della regione a nord, perché abbiamo capito che c'è la Turchia dietro, insomma, in maniera più o meno... È contro questa indipendenza molto marcata, almeno che cerca di, insomma, forzare, del nord della Siria, e quindi ha bisogno di una Siria pacificata che però controlli questa parte nord, che è una parte a maggioranza curda. Perché questo? Perché tutto il sud-oriente, la parte sud-orientale della Turchia stessa, sono 25 milioni di persone, se trovano il modo di riprendere una lotta ormai centenaria, se trovano il modo sicuramente creano dei problemi. Qui c'è da fare anche una considerazione, siccome sono stato a Diyarbakir,
Diyarbakir è una città di più di 1 milione di abitanti. I giovani non sono diversi da quelli di Istanbul e da quelli di qualsiasi altra città europea, cioè sono molto vicini all'Europa come mentalità, poi molti di loro emigrano in Germania, in Svezia e al contrario dell'Iraq e della Siria fanno fatica a parlare il curdo. Cioè, ripeto perché è un concetto che a qualcuno sfugge. Siamo in Turchia, 25 milioni di persone, ma c'è proprio un gap generazionale fra chi è nato dopo gli anni '80 e chi invece è nato prima. Chi è nato dopo gli anni '80 probabilmente vede questa lotta contro la Turchia come, non so, quasi Roma ladrona, sembra quasi di ricordare, come qualcosa di un po' superato, che deve comunque essere superato. Quindi un'identità sicuramente forte, ma non così. I giovani parlano correntemente il turco, preferiscono parlare il turco fra di loro e marcano questa differenza, cosa che non succede invece nel nord Siria, dove invece tutti parlano il curdo, anche i giovanissimi, e la stessa cosa succede a Erbil, quindi l'antica Ahmed, una città del 10.000 avanti Cristo, c'è una meravigliosa rocca a Erbil, c'è stato anche il Papa tra l'altro l'anno scorso, è un posto con una presenza cristiana forte per esempio, e a Erbil c'è una forte presenza di giovani che invece ci tengono a parlare curdo. Devo dire che lì sono anche influenzati dall'Iran, perché Erbil è a non più di un centinaio di chilometri dal confine con la Persia, quindi la Persia ancora mantiene quest'area da grande Persia che aveva anticamente. Qui abbiamo ancora il residuo dei grandi imperi, il grande impero persiano da una parte, ma anche il grande impero turco dall'altra, che ci sono sempre scontrati. Quindi questo è un possibile... Allora, Pierluigi, per concludere direi che ci hai rappresentato veramente quello che viene spesso definito come un mosaico, Certo. perché è veramente un insieme di popolazioni, di lingue, di tradizioni, di Posso identità. rubare ancora proprio 30 secondi? C'è stato un fatto che mi ha colpito a Kamislo, nel nord della Siria. Cercavo una domenica una chiesa, non è facile trovare le chiese lì, e sono stato accompagnato da un inserviente di questa pensione, la pensione, una volta era un hotel, lì c'erano giusto 2 camere ancora agibili, e mi ha fatto attraversare mezza città a piedi, anche per sicurezza mia, ha voluto essere presente lui. Siamo andati in questa chiesa e nella chiesa ho trovato la chiesa vicino addirittura ad una moschea ed una grande disponibilità da parte del sacerdote, un sacerdote melchita. Ma la cosa strana è che la scuola di questa chiesa è la stessa scuola del centro islamico, e allora loro si facevano praticamente si facevano le fotocopie, perché è tutto fatto con fotocopie in modo così anche un po' improvvisato, e il bene massimo per loro era far crescere questi bambini con un'idea superiore agli scontri religiosi. Questo è bellissimo. Volevano proprio farli vivere insieme. Ecco, infatti c'erano le scuole che erano miste, cosa strana questa. In Turchia non è così, per esempio. Beh, questa è una storia bellissima che ci hai raccontato e anche che offre un piccolo raggio in una situazione così per il momento molto confusa, e vediamo se magari più avanti ci risentiamo, se si stabilizza un po' la situazione e vediamo se si capisce un po' meglio come vanno le cose. Stavo per dire come vanno a finire, ma forse è meglio che non vadano a finire, ecco. Grazie a voi che ve ne interessate, perché hanno bisogno di attenzione che non sia solo quella mediatica un po' filtrata. Ecco. Grazie a te per la competenza. E ci risentiamo, anche perché abbiamo visto che fai tante altre belle cose. Comunque, bene, grazie e buon Natale, visto che siamo sotto
molto, molto gradito, e rilancio a tutti gli amici della radio che non conosco, però gli faccio i migliori auguri. Ma Ecco. loro adesso hanno conosciuto te. E puoi diventare anche tuo amico cliccando sull'iscrizione del sito, Bene. sulla pagina nostra di YouTube. Grazie mille e andiamo col secondo brano, sempre di City Band. Christmas time is here, happiness and cheer, fun for all the children call their favorite time of year. Snowflakes in the air, carols everywhere, olden times and ancient dreams of love and dreams to share. Sleigh bells sing the air, beauty everywhere. Yuletide by the fireside and joyful memories there. Christmas time is here, we'll be drawing near. Oh, that we could always see such spirit through the year. Christmas time is here, we will draw near. Oh, that we could always see such spirit through the year. Christmas time is here, City Bandland. Vi ricordo che siamo sabato al Cavallino e domenica a Mestre, ma dopo metteremo anche le date. E Rossella, torniamo un attimo indietro con la nostra mongolfiera, ritorniamo verso casa nostra e ci appropriamo nei pressi del Piave. Siamo a San Donà, se non sbaglio, no? Siamo a San Donà. Non gli piace. A San Donà di Piave abbiamo il nostro secondo ospite, Leopoldo Comparin. Buonasera, signor Leopoldo. Buonasera. Benvenuto a bordo. Grazie Allora. dell'invito. Porto anche i saluti della Presidente nazionale, professoressa Giuseppa Cassaniti Mastrogeni, che è la Presidente dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, la prima associazione in Italia, insomma. Quindi. E infatti il dottor Compari è membro del comitato tecnico scientifico di questa associazione, è anche consulente tecnico e perito per i tribunali e direttore scientifico di INAE, che è un organismo che si occupa di, se ho capito bene, indagare
perizie di tutti i tipi, insomma, tecnico-scientifiche. Ecco. Tecnico-scientifiche. Ecco, Allora, abbiamo chiamato appunto il signor Leopoldo perché in questi giorni c'è in vigore il nuovo codice della strada, no? E quindi ci pareva giusto, insomma, parlarne. Esatto. Allora, praticamente è in vigore proprio questo codice, per 14 dicembre, insomma, c'è questo decreto, poi diventa legge, quindi è a tutti gli effetti in vigore. Diciamo che l'obiettivo dell'associazione di cui io, come detto, non mi ricordo mai il nome, la dottoressa Rossella Rossetto, è quello appunto di confrontarsi sempre con le istituzioni. Noi abbiamo fatto nei mesi scorsi anche siamo andati a Roma, insomma, abbiamo cercato di portare il nostro contributo, perché l'obiettivo dell'associazione è quello di fermare la strage, no? Ogni giorno muoiono dalle 8 alle 9 persone, abbiamo 600 feriti gravi sulle strade. Purtroppo abbiamo, è brutto dirlo, morti di serie A e di serie B. Tutte le morti naturalmente meritano il rispetto, però come vedete, quando muore noi la chiamiamo morte bianca sul lavoro, vengono fatti decreti, si muovono i politici, eccetera, però il rapporto morti sul lavoro e morti su strada sono 1 a 4, quindi muoia più gente sulle strade e non sul lavoro. E quindi pensiamo che la politica sia più attenta, diciamo, al lavoro, e è giusto, perché non si deve morire per lavoro, e trascuri un po', diciamo, la sicurezza sulle strade. L'obiettivo dell'associazione è sempre stato quello di confrontarsi con le istituzioni per promuovere cambiamenti significativi nella legislazione, diciamo, delle politiche di sicurezza stradale. Tuttavia questo ultimo confronto non ha portato i buoni frutti, perché il Ministero ci ha diciamo, bocciato quasi tutte le nostre proposte. E la realtà è che di fronte a questo rifiuto, purtroppo, come si dice, la gattina frettolosa ha partorito dei gattini ciechi. Analizzando, diciamo, questo codice, questi nuovi regolamenti, a parte alcuni aspetti che sono positivi, comunque dal mio punto di vista come diciamo, membro del comitato tecnico-scientifico, il parere è negativo. Sembra che sia stato fatto un codice in velocità, ma la propaganda non va bene sulle questioni politiche, purtroppo. Il codice non rispetta neanche il piano nazionale sicurezza stradale, che è lo stesso Ministero che l'ha approvato, quello per esempio delle zone 30, mettendo un bavaglio enorme. Non possiamo più far come lì velocità con gli autovelox fissi sotto naturalmente i 50 km/h, quindi a questo punto le città, diciamo, chiunque quando vede zona 30 non gli succede niente, perché la legge impedisce di utilizzare i levatori di velocità. Aumenta la potenza delle auto per i neopatentati fino a 75. Questo è veramente controintuitivo, come si dice, no? Esatto. Poi altro, secondo me, che ho portato sia in comitato ma anche al Ministero, la pazzia di far entrare le moto 125 in autostrada. Già abbiamo autostrade, avete visto anche oggi è morta una ragazza di 28 anni qui a Noventa, ogni settimana ci sono morti nella 4. E poi c'è la possibilità di aumentare la velocità fino a 150 km/h nelle autostrade. La velocità uccide, eppure purtroppo qua non è una questione politica, purtroppo attualmente abbiamo la sensazione che c'è qualcuno che vuole abolire le zone 30, fare guerra, diciamo la verità, agli autovelox, perché la nostra posizione è quella di dire che se ci sono dei limiti, i limiti vanno rispettati. È assurdo anche che quando è installato un autovelox c'è l'obbligo di dire attenzione, c'è un autovelox. È come dire ai ladri: guarda che sono andato a casa, sono via di casa adesso, metto un cartello, vieni a rubare. È una roba assurda, succede questo in Italia. Quindi sembra un codice stradale che aiuti solo diciamo chi vuole non rispettare, purtroppo è brutto dirlo, i limiti. Questo è una gravità assoluta, perché adesso i dati in tendenza purtroppo ci sono più morti, c'è un più 3% rispetto all'anno scorso. La situazione è andata fuori di
fuori controllo. Basti pensare anche a un'altra cosa, che molti prefetti, come sapete, non so se ne avete parlato voi, c'è un'associazione che sta denunciando i comuni, i prefetti, i comandanti di polizia, dove io sto assistendo anche diversi comandanti in diverse parti d'Italia, denunciano perché hanno utilizzato autovelox approvati e non omologati. Abbiamo chiesto al ministro Salvini, personalmente la Cassaniti ha dato la possibilità di essere inserito nella commissione per decidere queste nuove regole sull'omologa, e abbiamo detto che è bene lasciare sul codice stradale sia omologa che approvato, perché attualmente le procedure di omologa non sono ancora fatte. Cosa ha fatto col nuovo codice? È sparito il termine approvazione, quindi la sequela degli autovelox, dove abbiamo centinaia di sindaci denunciati, rischia veramente di non aver mai fine. Quindi, in sostanza, scusa, perché ci sembra veramente di essere nel mondo alla rovescia di Ruzzante. Allora, si dice che è stato fatto questo nuovo codice perché c'è bisogno di più sicurezza, ci sono troppe vittime sulla strada, che tra l'altro adesso è orrendo da dire, però sono anche un costo per le strutture sanitarie, per la società, perché poi sono persone che insomma hanno bisogno giustamente di cure. Ma dopo la pratica in direzione contraria. Purtroppo è così, perché allora c'è da dire anche una cosa, no? Perché è bene precisare una cosa: noi abbiamo strade progettate male. Io ho letto una volta un libro, non mi ricordo più, dove dicevano come nascevano le strade una volta. C'erano i platani perché c'erano i cavalli che dovevano, diciamo, così muoversi con le carrozze all'ombra, e poi i platani servivano anche perché non c'era la ghiaia, non c'era l'asfalto, servivano anche per indicare le strade, no? C'erano i platani che indicavano le strade. Noi abbiamo strade ancora, diciamo, vecchie, con macchine sempre più grandi, sempre più veloci, ma soprattutto con limiti di velocità sbagliati. Spesso, e domani ho un'udienza molto importante a Catania, ci sono strade, ma anche qua in Veneto ci sono strade dove i limiti sono sbagliati. Per esempio una extra urbana con dei platani non deve superare i 70 km orari, eppure ci sono strade, la Caorle, eccetera, le Caurese, eccetera, che hanno platani e si può viaggiare a 90 km orari contro la norma. Ci sono anche limiti sbagliati. Chi frequenta la Romea vede anche, non so, a volte c'è 50, a volte c'è 70, a volte c'è 80, a volte c'è 50, 40, cioè ci vuole proprio un radar per viaggiare. Quindi questo vuol dire che i limiti devono essere studiati bene, applicati con la segnaletica, ma soprattutto devono essere rispettati. Quindi voglio dire, non ci deve essere i 90, poi arriva a 50, c'è l'autovelox e poi c'è 90, perché questa qua eventualmente, cioè, si capisce che c'è qualcosa che non funziona. Però se i limiti sono progettati bene, sono studiati bene, gli autovelox ci devono essere, ma soprattutto la velocità deve essere rispettata, e di certo non si può fare poi causa al sindaco, al comandante della polizia, eccetera, perché l'autovelox non era a norma, eccetera. Quindi c'è proprio un degrado che noi vediamo anche, voglio dire, le zone 30. Io sono un grande fautore delle zone 30. Infatti, volevamo chiedere, le zone 30, qualche mese fa a Bologna ha allargato lo spazio dove appunto c'era il limite dei 30, è venuto fuori un putiferio, diciamo, pure a livello nazionale, perché il ministro si è intromesso, insomma. Vanno bene le zone 30 in città o vedono più problematica chiaro. Allora, le zone 30, intanto le maggiori città europee ce le hanno, e proprio è un regolamento europeo che è stato ripreso anche del PNS, che è il Piano Nazionale Sicurezza Stradale del 2030, dove si dice appunto che le zone 30 devono essere città dove ci sono i famosi utenti vulnerabili, quindi non so, bambini che vanno a scuola oppure grande flusso di persone nei marciapiedi. Quindi in questo caso anche mettendo il bavaglio dell'autovelox, perché è inutile fare zone 30 e non si può poi sanzionare chi nelle zone 30 va a 50, perché col nuovo codice non si possono mettere gli autovelox sotto i 50. Quindi alla fin fine il nuovo codice ha smantellato delle zone 30 che sono obbligatorie da
regolamenti per la riduzione delle vittime sulla strada. Quindi fa bene, per esempio anche Jesolo ha fatto bene perché ci sono zone 30, anche a San Donato, sono di San Donato, Bologna, Roma, abbiamo diverse zone 30, però attualmente chi ha zone 30 e sa che non può essere sanzionato, almeno che non ci sia un vigile presente, ecco. Poi questo codice nuovo ha un grossissimo problema perché sbandierano che c'è l'aumento naturalmente delle pene, no? Io ho una macchina abbastanza moderna, magari anche voi. Adesso ci sono delle auto che il cruscotto è già Sì, esatto, è un televisore. è già un telefono, basti guardare la testa, ti metti un tablet di mezzo metro quasi, ecco. Sanzioniamo un po', cioè giustamente non si può guidare col telefonino perché il telefonino distrae, però già di per sé che differenza c'è tra un telefonino in mano e uno che gioca sul cruscotto quando viaggia? Guardi, io viaggio molto in autostrada e vedo gente che legge il giornale quando è un disastro. Ci sono dei cruscotti che sono proprio dei tablet enormi adesso sulle macchine, quindi anche qui c'è un controsenso. In commissione ho portato diciamo così una specie di emendamento per dire che anche i fabbricanti cerchino di fare cruscotti che diano meno distrazione, perché attualmente i giovani comprano delle macchine dove si può fare di tutto, quindi mettere l'USB, mettere la musica, mettere tutto tranne che cioè, guardate le macchine giovanili, no? Per accappare i giovani cosa fanno? Mettono di tutto sulla macchina, la macchina interconnessa, la macchina di qua, eccetera. Quindi anche qua c'è un controsenso. Comunque voglio dire, penalizzare chi si droga, chi beve, chi si sale sull'auto, chi usa il telefonino, va bene, ma di fronte a questo, come dicono diversi, ho letto diversi giornali oggi, colpiscono le poche persone che cadono nel tranello, quindi non so, il TG1 ieri ha fatto vedere 14 patenti ritirate, in Italia siamo diversi milioni, non è niente, quindi diciamo così. E poi molti dicono che non si può mettere l'autovello sotto i 50, non si può fare altre cose, eccetera. Quindi trovarsi in moto in A4 dove abbiamo una congestione di traffico tremenda, ho visto di limitare anche gli ingressi sulla 4. Noi naturalmente portiamo avanti queste iniziative in tutte le forze politiche, perché noi non facciamo politica, noi se ci ascolta uno di sinistra, uno di destra, ben venga, cioè noi siamo proprio, però vediamo che di fronte anche alle stragi della 4, che la gente, se analizza i dati, capisce. Allora, cosa succede? A Trieste spesso arrivano i RoRo, vi spiego cosa sono i RoRo. Sono delle navi dove caricano il camion in Grecia e arrivano tutti a Trieste. In diversi giorni vengono scaricati anche in poche ore 15-20 km di camion sulla 4. Il sistema non è più come una volta che per scendere da Rorò ci si mette 5 ore, ci si mette 20 minuti. Quindi cosa succede? Che in certe determinate ore, soprattutto all'altezza di San Stino, Portuguaro e San Donà, e vedete gli incidenti. Certo. È un cordone di acciaio di camion in coda. Anche il più sveglio prima o dopo sbaglia, non frena e si trova, perché dicono ma viaggiano a 1 metro di distanza l'uno dall'altro. Questo è che quando si è in ascensore si monta, se l'ascensore dice devono salire solo 4 persone non si può montare in 8, no? Quindi anche questo. E voglio dire, noi siamo molto delusi, insomma, ecco, perché si è persa una grande opportunità e soprattutto abbiamo la sensazione di non essere stati ascoltati. Parliamo dell'Associazione Italiana Familiare, che è la prima associazione, quella che ha dato un contributo tantissimo anche all'omicidio stradale. L'idea di approvare questa nuova norma in tempi rapidi, pensiamo solo che non si può fare sicurezza con la propaganda. Ecco, poi se volete andiamo a fondo su altri argomenti anche che... Allora, pensare che adesso c'è un problema, allora uno che prende un oppiaceo, uno che prende una medicina rischia il ritiro della patente immediato adesso. Avete letto la polemica di Vasco Rossi, che non ci si droga, eccetera. Ma Vasco Rossi, nella sua forma artistica, ha voluto dire, attenzione, c'è il rischio che se uno prende qualcosa 3 settimane prima e quindi non è alterato come era adesso fino a 4 giorni fa, rischia di perdere la patente. Pensate chi usa tanti antidolorifici, opioidi eccetera, rischia di, e quindi avvocati, contenziosi,
perché basta, non è basta il prelievo della saliva, cioè, voglio dire, non ci si droga, non ci si beve, ci si mette al volante, è sempre stato, quindi è fatto male. Poi c'è un paradosso che voglio dire, che ve lo leggo qua, perché me l'ha detto un avvocato oggi, perché è assurdo. Allora, il nuovo codice della strada, mi scrive, prevede sanzioni severe per chi guida giustamente sotto l'effetto delle droghe, anche se in perfette condizioni psicofisiche, cioè uno prende una droga magari 3 settimane 2 giorni fa, prima. Rischia il processo penale con condanna per reato di guida e anche una ammenda di 6.000 multe, revoca della patente per almeno 3 anni. La novità della riforma è aver eliminato ogni riferimento allo stato di alterazione psicofisica, cioè il canifera guardava le pupille alterate, guardava che uno era irrequieto, si capisce subito quando uno è drogato o è bevuto, eccetera, perché ha un comportamento, diciamo, abbastanza irrequieto, ha paura. Per cui si può essere sanzionato anche chi ha fatto uso di droghe nei weekend, quello che diceva Vasco Rossi, che comunque io non sono d'accordo con Vasco Rossi, devo dire, non ci si droga, e ha ripreso il piano controllo. A fronte di un pericolo concreto, mi scrive, si rischia comunque di perdere la patente. Paradosso, dice, chi scappa da un posto di blocco rischia una multa, è scritto, di 87 euro fino a 344 e una decursione di 3 punti. Quindi uno che sa di essere drogato cosa fa? Conviene scappare. Conviene scappare, perché se mi beccano drogato mi danno 6.000 euro di multa a processo penale. Se scappo dopo, quando mi prendono, magari il giorno dopo, perché con le telecamere mi prendono, la multa è 87,344, da 87,344, quindi perdo 3 punti. Segnati Gianluigi, che andate a vederla, perché questo qua è il paradosso di questo decreto, me l'ha fatto notare un legale, insomma, che quello come da anni. Poi l'eccesso velocità, va bene, è aumentato, eccetera, ma c'è un problema, mancano i controlli, cioè è inutile dire fermo i drogati, fermo chi guida allo stato di ebbrezza, se non si fa i controlli non ha nessun effetto, cioè non è un effetto deterrente, no, non è che l'autovelox sulla telecamera mi becca se sono drogato, se sono diciamo così, ecco, quindi voglio dire, siamo all'assurdo e si capisce che è un decreto, diciamo, che poteva essere veramente migliorato, tutte queste cose naturalmente noi abbiamo cercato di farle cambiare, ma non ci siamo riusciti. Anzi, c'è un'altra cosa, l'innalzamento, per esempio i ciclisti, no, quando si sorpassa un ciclista era da stare una distanza di 1,5 metri. La bozza era così, adesso è scritto se c'è la possibilità. Esatto, c'è la possibilità. Quindi siamo a peggio, e quindi uno cosa fa? Lo spiana il ciclista. Sì, ecco, quindi è brutto, comunque basta leggere i giornali, tutte le associazioni, anche quelle piccole, anche la di Consob, anche le associazioni di consumatori sono veramente preoccupati, insomma, perché c'è proprio una deriva diciamo che si potrebbe buttarle in ridere se non ci fossero di mezzo centinaia di vite e di destini, anche di chi magari non muore, però poi gli incidenti lasciano anche conseguenze molto gravi delle volte, anche se la persona non muore, no? Quindi purtroppo non si può tanto ridere. Poi un'altra cosa grave, fissare il limite per l'utilizzo di autovelox con minimo di 50 km/h, cosa significa? Significa rendere inefficaci le cosiddette zone 30. Sì. L'Europa ci sta ridendo addosso. Voglio dire, poi non si può neanche mettere sulle strade, ammettere l'autovelox adesso è difficilissimo, bisogna dimostrare altre condizioni, quindi voglio dire, la velocità uccide, eppure adesso non possiamo più utilizzare gli strumenti per fermare questa strage che comunque ecco. Un altro aspetto così, che è la mia battaglia, perché io sono un tecnico di costruttore, faccio perizie eccetera, invito tutti ad andarselo a vedere, basta scrivere PNS, Piano Nazionale di Sicurezza Stradale, dice che il rapporto per diminuire gli incidenti, cioè l'approccio deve essere quello del safety system, cioè una sicurezza di sistema, perché gli incidenti sono causati per oltre il 90% dal fattore umano che sbaglia, no? Questo è importante. E poi dalle strutture. Poi c'è la macchina,
Poi c'è il fattore macchina, l'auto, perché può essere che un'auto, non so, abbia le gomme lisce oppure eccetera. E poi diciamo così c'è anche il fattore diciamo così infrastrutturale. Il fattore infrastrutturale è quello più importante E perché il signor Leopoldo vuole che ne parliamo un'altra puntata su questo. Penso che sia prego. sul discorso delle strade, il guardrail, No, queste sì, ma cose qua, voglio no? fare, sì, Mm. guarda, voglio fare un'idea. Se io voglio salvare le mani di un dipendente che sta lavorando su una pressa e la pressa è la strada, devo dare la possibilità a chi sbaglia di non tagliarsi la mano o di non Certo. pressarsi la mano. Stessa cosa per chi guida, uno può sbagliare anche la velocità, ma quando esce di strada non può succedere di andare su un canale e di morire Certo, affogato. certo. E Beh, di anche questo qua. ne riparleremo prossimamente perché è interessante, anche a me è sempre piaciuto il discorso guardrail che sembra una cosa poco importante ma invece è notevolmente importante per la strada, per stare in strada e per non essere Per neanche... la sicurezza. Esatto. Va bene, signor Leopoldo, grazie mille, buon viaggio Io la per saluto, domani, grazie buon Enrico. Natale Grazie, in e bocca al poi ci lupo per... risentiremo anche per le altre cose che abbiamo scoperto che sta facendo. Va bene? ci siamo segnati tutte le sue competenze. Complimenti per la trasmissione e andate avanti così che siete i Grazie a lei, si nostri. iscriva anche Grazie, lei grazie. sul nostro canale, grazie. Già fatto prima, già E fatto in prima. bocca al Perfetto. lupo per domani. E domani è un processo molto duro, però dai, In bocca al lupo. portiamo diciamo, la giustizia, no? Per una mamma che ha perso sua figlia in un incidente stradale, quindi sempre tragedie. Sì. Buon lavoro, Grazie grazie. altrettanto, arrivederci. Grazie. Ecco, torniamo di nuovo in onda dopo la musica di CT Bendeland. Terzo ospite, ma ospite ormai il nostro amico di Radio Nostra da anni e anni e anni che ci segue e noi seguiamo lui, c'è un inseguimento a vicenda. E con noi Maurizio Nappa. Ciao Maurizio. Aspetta, ecco adesso ti ho acceso il microfono. Bentornato a bordo.
Grazie, buonasera a tutti. È un inseguimento reciproco. Sì. Ci seguiamo e ci inseguiamo. Stando nei limiti di velocità, però. Assolutamente, quello sempre. Quello E sempre. casomai comunque adesso abbiamo avuto un input, scappiamo. Esatto. Scappiamo al posto di Allora, non so, Maurizio noi l'abbiamo chiamato lui è il nostro esperto lettore e condivide con noi qualche sua lettura, ma non so se prima, visto che abbiamo parlato di sicurezza sulle strade e c'è stato fatto un paragone con la sicurezza sul lavoro e forse volevi dire la tua, visto che è questo di cui ti occupi per lavoro. Sì, allora, premesso che sottoscrivo quello che ha detto il signore dell'intervento precedente, è assolutamente un tema drammatico e critico, però ecco, il paragone con la sicurezza sul lavoro non reggeva tanto, perché insomma i numeri sono drammatici, anche lì non abbiamo interventi della politica efficaci, o comunque, insomma, non voglio dire risolutivi, ma almeno contenitivi. Quindi sono due drammi, assolutamente, c'è tanta gente che lavora per garantire la sicurezza sul lavoro e insomma, ecco, non è che la politica ci aiuta più di tanto, quindi insomma va fatto tanto anche in termini di sicurezza sul lavoro. Poi magari ne parliamo un'altra volta. Sono Lo temi, facemmo, sì, lo sono facemmo temi che già un sì, ne po'. parleremo perché, vabbè, dopo ti dico, ma abbiamo dei progetti su di te, ma invece abbiamo chiamato Maurizio perché siamo a pochi giorni dal Natale, a noi piacciono i regali in forma di libro e quindi sei il nostro consulente per i doni natalizi. Volentieri, volentieri, e come al solito io consiglio di regalare i libri per una serie di motivi, perché non vanno in saldi, quindi quello che spendiamo prima è quello che spenderemo dopo, e non è poca cosa, perché possono essere letti tante volte oppure da più persone, perché volendo possono essere anche riciclati, insomma, se non piacciono o non interessano, perché no? Insomma, io non sono molto aperto su questo. Però l'unico rischio che vedo nel regalare è quello che il libro sia già stato regalato. Allora, per risolvere, lo dissi l'anno scorso, lo ripeto quest'anno, ci sono tante belle case editrici indipendenti che propongono titoli che non si trovano nelle vetrine normalmente, che non sono particolarmente pubblicizzati, ma che sono di valore. Quindi io volevo, come l'anno scorso, proporvi velocemente 3 titoli, in modo che ognuno trova la lettura più esatto, la sua o quella giusta per gli amici. E vi porto in 3 posti diversi. Partiamo da un'isola, andiamo a Cuba con un noir, si chiama Morte a La Habana di Ruben Gallo, ed è appunto un classico giallo. Viene trovato un cadavere carbonizzato nei pressi dell'aeroporto di La Habana. Si scopre che è di un imprenditore spagnolo che è diventato di casa a Cuba e che è lì spesso per turismo sessuale. Quindi la polizia si concentra sulla prostituzione maschile, perché spesso la vittima era un omosessuale. Da lì c'è tutto lo sviluppo del romanzo, un romanzo polifonico a più voci. Ogni capitolo è raccontato da una delle persone, da uno dei possibili sospettati, dal poliziotto o da una persona che conosceva la vittima. Qual è il bello di questo romanzo? Che può essere letto a più livelli, può essere letto semplicemente come un giallo e cerchiamo di scoprire l'assassino, cerchiamo di arrivarci prima della polizia, perché ci vogliamo distrarre, vogliamo così un po' evadere. Può essere letto per scoprire Cuba, perché ci sono diverse descrizioni della Habana e dell'isola in generale. Può essere letto in maniera più sociologica, pensando, non so, al tema della prostituzione maschile o comunque della miseria che spinge a prostituirsi. Può essere letto dalla comunità LGBT per affrontare un po', per scoprire un po' che si vivono quei temi sull'isola.
Quindi è un libro consigliato a tanti tipi di persone, a tanti tipi di lettori diversi. Volevo citare la casa editrice, che è Ventanas, è una mia recente scoperta. Ecco, non conoscevo questa casa editrice, è stata veramente una bella lettura di evasione, ma anche di riflessione. E da lì io mi sposterei su un'altra isola. Cambiamo continente, andiamo in Africa, andiamo a Mauritius. Noi diciamo le isole Mauritius, ma in realtà poi l'isola è una. E quindi andiamo a Mauritius, andiamo nella capitale e andiamo nella periferia di questa capitale. Quindi non guardiamo tutta la parte diciamo, di turismo, di bellezza naturale, eccetera, ma guardiamo ancora una volta la parte di miseria e troviamo 4 ragazzi adolescenti, ovviamente, 2 ragazze e 2 ragazzi, sono 4 amici. Il libro è Eva dalle sue rovine, Ananda Devi è l'autrice e la casa è Utopia. Quindi si intrecciano le storie di questi 4 amici. C'è Eva che usa il suo corpo come merce di scambio, è bella, sa di essere bella, ma non sa ancora usare la sua bellezza. C'è Saad che è innamorato di lei, segretamente innamorato di lei, quegli amori adolescenziali che non si sanno ancora esprimere, che non hanno ancora, come dire, l'energia per fiorire. Poi c'è devo guardare il nome perché non me lo ricordo più, il ribelle del gruppo, Clelio, che è quello un po' più difficile, che è quello che vive di espedienti, e c'è infine Savita, che è l'amica più cara di Eva ed è l'unica che riesce a comprendere il carattere di Eva, i tormenti di Eva. Quindi questi 4 ragazzi, tra scuola o mancanza della scuola, tra problemi in famiglia, cercano di sopravvivere in questa realtà molto difficile, e qualcuno di loro si aiuta con la poesia, in particolare con Rimbaud. C'è molta poesia francese in questo libro, e quindi ecco, io questo libro lo consiglierei sicuramente ai giovani e a chi ama la poesia, perché diventa poetico. Ecco, ci sono dei brani, è prosa, ma ci sono dei brani che sono pura poesia. E poi infine vi porto in un paese che conosciamo tanto, ma forse non conosciamo mai abbastanza, gli Stati Uniti. Vi porto con un romanzo chiamato Il punto più a sud di Silas House, un'altra casa editrice di mia recente scoperta, Jimenez. E qui siamo nel Tennessee, partiamo dal Tennessee, dove Asher, il protagonista, è un predicatore, è un pastore, e a seguito di un'alluvione dà ospitalità a una coppia gay che si era trasferita nella zona, insomma, vicino casa sua. Questo senso di ospitalità del pastore è molto mal visto dalla moglie e dalla comunità stessa. A questo punto il protagonista comincia ad avere dei dubbi sulle persone che sono attorno a lui, sul senso del peccato, sul senso del perdono. Comincia a riflettere e riflettendo comincia a comportarsi in maniera molto diversa da ciò che la comunità si aspetta da lui, tant'è vero che decidono di cacciarlo, gli tolgono questo ruolo di pastore. Per farla breve, il matrimonio va in crisi, non si lasciano in maniera, lui e la moglie non si lasciano in maniera, diciamo, civile, mettiamola così. E quindi cosa fa il protagonista? Scappa, decide di fuggire con il figlioletto piccolo che la moglie non gli faceva vedere abbastanza. Lui sente la mancanza del figlio e comincia un viaggio verso sud, verso la Florida, verso il punto più a sud degli Stati Uniti, Key West, alla ricerca del fratello con il quale aveva interrotto i rapporti anni prima, a seguito dei suoi pregiudizi per alcune scelte di vita del fratello che lui giudicava sbagliate. E quindi c'è questo viaggio
solo, diciamo, dal punto di vista spaziale, ma proprio un viaggio interiore del protagonista verso la consapevolezza, una riflessione su quello che era prima e su quello che sta diventando, che è diventato a seguito di queste esperienze. Ed è un viaggio anche in fondo attraverso gli Stati Uniti, no? Dalla provincia, quella un po' più oscurantista, fino alla Florida, fino anche qui ai turisti, fino agli Stati Uniti che siamo abituati a vedere in televisione. Quindi forse è un libro che in qualche modo stuzzica anche un po' la curiosità, aiuta forse anche un po' a capire come mai tante persone votano Trump. Insomma, ecco, questo io mentre lo leggevo nel periodo delle elezioni americane e pensavo proprio questo, ecco, cose che potremmo ritenere assurde e che invece sono assolutamente normali in alcuni posti. Beh, aggiungo che mi sembrano dei libri molto belli anche se si è già viaggiato o se si intende viaggiare in quelle zone, perché è sempre bello ritrovare, no? Dei libri in cui si parla di luoghi che abbiamo visto, oppure meglio ancora per prepararci a dei viaggi futuri, insomma, quindi... Assolutamente, infatti io adesso vorrei visitare Cuba, che ancora non ho visto. Ah, beh, assolutamente. Io invece lo leggerò proprio perché ci sono stata e mi piace l'idea di rivedere, di rileggere qualcosa, insomma. Bene, grazie Maurizio. Grazie Sono a voi. sempre preziosi i tuoi consigli di lettura e naturalmente torneremo a chiamarti. Quindi metti da parte qualche chicca per noi. Risponderò volentieri e vi auguro buone feste a voi e a tutti gli ascoltatori e ci sentiamo presto. Bene. Anche a te, ciao. Grazie mille, ciao. Ciao.
Eccoci qua, abbiamo sentito Luca Simoncini al violoncello e Gianni Fassetta alla fisarmonica. Abbiamo con noi Gianni Fassetta collegato. Ciao Gianni, ci senti? Gianni non ci sente. Buonasera, benvenuto. Noi lo vediamo collegato ma non sentiamo la sua voce. Pronto? Vediamo un po'. Non ci abbiamo con Gianni che è fisarmonicista a livello internazionale. L'abbiamo chiamato per raccontarci, come sapete, dello strumento musicale, la fisarmonica. Fisarmonica che da un po' di anni si insegna anche al conservatorio, non moltissimo, ma vedo che Gianni non c'è. E possiamo intanto già passare il messaggio da Gaza? Andiamo con allora Sami, vediamo un po', allora ricalcoliamo tutto, andiamo con il messaggio di Sami, che anche Sami ci manda come ogni Che settimana. ci ha mandato stamattina. Sì, Quindi ok, stamattina sentiamo. un messaggio da Khan Yunis, dove l'ultimo posto dove sono sfollati. Insomma, è considerata zona umanitaria, ma continua a essere bombardata. Quindi non si Ok, capisce. ascoltiamo allora il messaggio di Sami. Ecco, già ho sentito il commendatore che ci parla stasera molto meglio, molto più sveglio, e domani è in aula bunker a Catania per un processo. No, non è questo l'audio. Niente, allora intanto mettiamo il brano di riserva e cerchiamo di sistemare. Walking around the Christmas tree at the Christmas party hall. Mistletoe highway, you can see every couple tries to stop. Walking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we have some pumpkin pie and we do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with water holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with bottle holly. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit rings. Later we have some pumpkin pie and we do some caroling. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Microfono accesi, eccoci qua. Allora, abbiamo un po' di problemi oggi con i collegamenti e anche con il file di Sami che non riesco io a
Casomai Rossella, prova a rimandarmelo nuovamente, che Sì, così sì. riesco a capire che è quello nuovo, perché ho preso un tuo file, che c'era un tuo No, audio ma che gli dicevo non le dicevi niente di segreti da tenere per compromettente. noi. Vediamo un po' se Gianni ci vede, ci sente, ma noi non sentiamo lui. Prova a togliere il microfono perché vedo che hai il microfonino spento e niente da Ma fare. Dimmi, dicevi Rossella? che queste sono cose che succedono anche nelle radio più Ah no, blasonate. vabbè, è chiaro che insomma non è che poi abbiamo la multa dal garante delle comunicazioni per incapacità della gestione del file, non so, mi Per sono... manifesta incapacità, Sì. vabbè. E casomai scappiamo, guarda, intanto Esatto, scappiamo no, dal adesso posto di diventerà il mio blocco. leitmotiv. Il mio leitmotiv degli ultimi giorni dell'anno sarà e casomai scappiamo. Ok, allora Mi piace molto questo. sto salvando il file che mi hai mandato. Ok, salvato, adesso lo mettiamo in onda, sperando di prenderlo. Intanto, cosa possiamo raccontare? Che Nell'attesa. suonerete questo fine settimana con la tua CT Bandland. Esatto, a Cavallino alle 16 e a Mestre domenica alla chiesa di Santa Maria Santissima Trinità sul Terraglio. Ok, ho messo l'audio di Sami, copia Ragazza, da Gaza, sì, e casomai facciamo con Gianni via telefono, anche se la qualità non è uguale, ma insomma, sentiamo lo stesso, insomma. Cosa dici? Eccolo qua. Ok. Bene, andiamo con Sami. Qui oggi è soprattutto lì al sud della Sicilia di Gaza, nella zona di Rafah, ci sono da stamattina i carri armati, stanno entrando nell'altra zona che è dichiarata zona umanitaria, dove ci sono praticamente quelle forze distruggendo le case nelle zone umanitarie che hanno cominciato stanotte finora, cominciano praticamente i bombardamenti e la distruzione delle case. La gente sta evacuando da queste zone, ci sono anche vicino di loro, ci sono anche le posizioni della Croce Rossa, ci sono anche le posizioni civili, stanno evacuando tutta quella zona di bombardamenti e di distruzioni. Situazione sempre più grave, soprattutto sul livello praticamente degli alimentari. Non si trova niente da mangiare ancora perché cominciano ancora l'embargo, cominciano le chiusure di tutti i varchi, entrano pochissima roba, la gente non ce la fa più, veramente c'è la fame. Questi ultimi 2 mesi, sono quasi 72 giorni, la situazione è drammaticissima e speriamo che le cose si migliorano, però non ci vuole, perché si parlava di tregua tutte quanti, però la gente non ci chiede più perché sono quasi passati 15 mesi dall'inizio della guerra finora e la situazione non ce la fa più, c'è mancanza di tutto, proprio di tutto. C'è malnutrizione dappertutto, sia per i grandi, per i giovani, per gli anziani, per i bambini. È situazione inaccettabile in tutti, praticamente, nel senso in tutti i settori, sia il settore umanitario, il settore di salute, il settore psicosociale, il settore psicologico, tutta la gente ha trauma. Ci abbiamo bisogno praticamente di migliorare tutto questo cose. Bene, abbiamo sentito il messaggio di Sami, come sempre inquietante, e niente, speriamo che passino. Adesso sembra forse che qualcosina cambia. Va bene, ritorniamo con
con la musica con Gianni Fassetta, questa volta in collegamento col telefono. Gianni, adesso ti sentiamo? Sì, salute a tutti gli radioascoltatori. Ecco, bene, si sente. Allora Gianni, noi come ogni settimana parliamo di uno strumento musicale, e chi potevamo chiamare per la fisarmonica se non Gianni Fassetta, grandissimo musicista e fisarmonicista. E allora raccontaci un attimino dello strumento, poi parliamo di te. Allora, dello strumento possiamo dire che la fisarmonica è uno strumento relativamente giovane, perché nasce alla fine dell'Ottocento, ma si perfeziona nei primi anni del Novecento, e quindi non ha secoli di storia come può avere un violino, un pianoforte, un cembalo, flauto e quant'altro. Quindi è uno strumento che un po' alla volta si è guadagnato lo spazio anche nei conservatori, perché prima non era possibile, c'era l'autodidattismo, poi alcune scuole molto importanti private in Italia che hanno fatto sì di poter avere un livello di letteratura abbastanza importante, sufficiente per essere proposto a direttori di conservatorio, compositori e docenti, e un po' alla volta la fisarmonica è entrata nei conservatori di Stato, non dappertutto, perché mancano molti conservatori nei quali ancora non è stato possibile accedere, però un po' alla volta, grazie all'opera che fanno i docenti di coinvolgimento con altre cattedre, con altri musicisti, ma soprattutto con i compositori, è chiaro che un po' alla volta la fisarmonica, io lo spero vivamente, prenderà il posto che si merita a fianco di altri strumenti più blasonati. Ecco. Ascolta, è chiaro che sì, no, volevo dire, l'Italia fa la sua bella figura con la fisarmonica, no? Con la sua produzione ormai avviata nelle Marche. Sì, storicamente, anche se diciamo che un primo brevetto probabilmente è opera di un austriaco, sì, di passaggio, ma è stato Castelfidardo che ha dato il via, che ha dato il like, a tutto quell'indotto della fisarmonica, che vendeva 50.000 fisarmoniche all'anno alle fabbriche come Paolo Soprani nei primi anni del Novecento, e ancora oggi abbiamo fabbriche di altissima qualità che tutti ci invidiano, quindi l'Italia assolutamente nella zona di Castelfidardo, e poi anche a Stradella, dove ci sono alti marchi di fisarmoniche che vengono utilizzate però magari per altre tipologie musicali, ma comunque sempre fisarmoniche di qualità. Quindi, anche perché possiamo dire che è uno strumento popolare, insomma. Sì, possiamo dire che sì, sicuramente è di estrazione popolare, e questo è un vanto, perché far parte del popolo o comunque seguire un programma popolare è molto importante. D'altronde tutta la musica, anche più colta, nasce dal popolo, dalla musica popolare, e poi viene ovviamente trascritta, ripresa, rimaneggiata, ma così grandissimi compositori quali Brahms, Kodali anche hanno avuto sempre un occhio di riguardo verso la musica popolare, a maggior ragione la fisarmonica, che nasce proprio tra il popolo, quindi siamo felici di questo. Ascolta, ci sono vari tipi di fisarmonica, in base alle ottave cambia qualcosa oppure diciamo no? Che a parte le fisarmoniche per i bambini, insomma. Sì, ci sono fisarmoniche, innanzitutto abbiamo i due tipi di fisarmonica, quella a pianoforte sulla destra e invece quella cromatica. E poi con l'avvento dei bassi sciolti ovviamente ci si è sbizzarriti nel trovare tutte le varie altre formule, per cui ci sono molti tipi di fisarmonica, e a parte questo ovviamente grandi da dimensioni molto grandi da concerto, quale può essere una 160-140 bassi, giù fino alle fisarmoniche con 48 bassi per i bambini che cominciano da piccoli, in modo che non debbano sostenere pesi che possano compromettere la schiena quando iniziano lo studio. Ma premere tutti quei tastini tondi così senza guardare, che difficoltà c'è? Ma no, sono tutte queste cose come gli altri strumenti, ogni strumento ha una sua dimensione, una sua difficoltà. La fisarmonica è quella di non poter vedere la mano sinistra, ma ci sono dei punti di riferimento che sono i do, che sono i mi, che sono i la bemolle, che sono segnati, e questi sono percorsi che studiati fin da bambino
uno si porta avanti e diventa una cosa consueta, tranquilla e quindi non è questa difficoltà che può sembrare guardando un esecutore alla fisarmonica. Viene tutto normalmente poi. Ascolta, dalla musica popolare appunto si arriva alla musica classica e nei primi Novecento abbiamo Piazzolla che fa sua la fisarmonica, diciamo, forse Sì, forse è stata una fortuna per noi. Parte popolare, poi abbiamo avuto autori importanti, anche insegnanti di conservatorio che hanno scritto per fisarmonica negli anni 40, 50 e 60, però ci mancava una letteratura che siamo andati a pescare con le tastizioni, dal clavicembalo, dall'organo, anche dal pianoforte. Poi è arrivato lui, è arrivato Astor Piazzolla che, sebbene suonasse una fisarmonica particolare, che non è una fisarmonica, è un bandoneon, sì. però l'emissione del suono avviene nello stesso modo. Tutto quello che si può suonare col bandoneon si suona anche con la fisarmonica e ci è servito molto come divulgazione, perché suonando la musica di Astor Piazzolla abbiamo potuto calcare le scene di molti teatri e far vedere la fisarmonica. Ecco che poi il bandeon è anche uno strumento tedesco, no? Se non sbaglio. Infatti, sì, è uno strumento ideato da un russo che però si è sviluppato in Germania e poi ha trovato terreno fertile in Argentina col tango e lì si è stabilizzato proprio. Esatto. Beh, tu cosa preferisci suonare? Il bandeon, la fisarmonica? No, allora, io non sono il bandoneon, ho provato a suonarlo, ovviamente sono percorsi difficili perché è molto difficile il bandoneon, perché ha delle caratteristiche particolari, per esempio. Anche perché il mastice, scusa se mi viene in mente questo bandeon che si allunga tantissimo, mentre la fisarmonica, anche la fisarmonica riesce ad allungarsi. Sì, anche il mantice della fisarmonica ha una certa estensione, non come quella del bandoneon, ovviamente. Poi il bandoneon, un suono, lo stesso tasto, aprendo il mantice e chiudendolo fa suoni diversi, per cui è molto difficile. Sono veramente percorsi che si devono imparare da piccoli. Farlo dopo è un po', anche se abbiamo degli ottimi bandoneonisti in Italia che sono anche fisarmonicisti, per cui hanno abbracciato anche poi la letteratura del tango e del bandoneon, ottenendo dei risultati molto buoni, insomma. Ecco, io preferisco la fisarmonica perché mi sento fisarmonicista proprio dalla nascita, da quando ho mosso i miei primi passi nella musica. Ho sempre studiato fisarmonica, questo suono mi ha sempre affascinato. Ovviamente nella fisarmonica abbiamo dovuto studiare anche tutta la parte didattica, la parte accademica, che poi ha confluito anche nelle tastizioni, quindi c'è lo studio di Bach, c'è lo studio di Scarlatti, di Cimarosa, tutte queste tastizioni che un po' alla volta ci hanno portati ad avere anche una certa letteratura che fortunatamente oggi trova riscontro con le composizioni di molti compositori moderni che apprezzano questo strumento, per cui io credo che la fisarmonica vada collocata come spazio ideale dopo il suo percorso, soprattutto nella musica contemporanea. Non più tardi di domenica sera io ho fatto un concerto e io non sono uno che si è nutrito di musica contemporanea, però devo dire la verità, ho suonato dei brani di Fabrizio Festa, di Roberta Vacca, di Paolo Cognitti, di altri compositori. È veramente affascinante e la fisarmonica può dire la sua in questa contemporaneità, in questo mondo musicale. Certo, hai fatto un concerto anche ieri sera, mi pare di aver visto, e ne hai uno domani 18, no? A Pordenone. Guarda, lo metto già in visione che così possono vedere. E ce l'hai a Pordenone e dopo il 21 dicembre al Conservatorio di Trieste. Ho visto dal tuo sito, che è un bel sito, andate a visitare, dopo metteremo anche il link del tuo sito dove ci sono molte produzioni di dischi, ne ho già adocchiati un paio e quindi probabilmente ne comprerò un paio dei tuoi dischi e appunto dicevo, seguite il sito, seguite Gianni quando suona, che è veramente bravo. Io ti ho visto qui a Cassavio che hai suonato
questo autunno, quest'estate, fine estate, no? Sì, esatto. Esatto. Con Luisa Sello, grande flautista. Esatto, sì, che è stato un bellissimo concerto, proprio veramente strepitoso. Grazie. E appunto perché ti ho visto, parlando di fisarmonica, ho chiamato la nostra amica Finco e mi ha dato il tuo numero. Va bene. Grazie infinite. Gianni, grazie mille, auguroni anche a te. Tanti auguri, una rivedenza presto. Auguri, appena ti vedo, abbiamo dei tempi liberi, vengo subito a sentirti. Perfetto. Ciao, grazie mille. Salute a tutti, Grazie mille. Jingle Bell deve essere finito. Rossella, aspetta che ti accendo il microfono e andiamo su altro. Su altro mettiamo un'incolla e adesso vi mostro di tutte queste parole cosa viene fuori. Viene fuori questa cosa qua, eccolo qua, nona puntata finita. Christmas Jazz Concert CT Band domenica 25 dicembre, stavo dicendo, domenica 23 dicembre. Si è ripreso avanti. Sì, esatto, alle 17 alla Chiesa Santissima Trinità a Mestre. Comunque vedete il manifesto, vedete anche la bellissima immagine natalizia della nona puntata di Radio Mi Nostra, dispiace il giro del mondo in 80 giorni. E domenica è il 22 comunque. domenica il 22, vabbè, insomma, domenica il 22, e chi è nelle zone di Mestre può venire a sentirci, chi non c'è può fare un salto se ha voglia, tanto al pomeriggio, e se no pazienza, guardatevi il canale di CT Band su YouTube e vi ascoltate un po' di musica. È sempre una scelta. Esatto. Ascolta Rossella, terminiamo qui, auguriamo buon Natale anche a Omar che non poteva neanche questa settimana essere presente, e gli auguriamo buon Natale, lui saluta tutti
e basta, direi E che noi auguriamo buon Natale a tutti e magari per il nuovo anno cerchiamo anche qualcuno che ci dà consigli su come smaltire i troppi panettoni. Vediamo. esatto, beh, ma Il ce ne giro del stanno mondo in sempre un po' 80 meno, giorni, no? a cura Di panettoni. E comprate panettoni buoni. Roma, Bene. una produzione dell'associazione. Vi aspettiamo Da pasticceria o da panificio, i pasticcerie che sono i migliori. Diciamo artigianali, ecco. Esatto. Mm. Va bene, la sigla sta andando, a tutti ci Grazie a risentiamo nel 2026, che sembra chissà quando, ma è fra 15 giorni. Ma ti sei preso avanti di nuovo perché è solo il 2025. 2025. Affreggia Luigi, Niente, affretta, è un siamo- efficientista, Va bene. deve fare tutte le cose. Ciao a tutti, Ciao ci sentiamo il a prossimo tutti, anno. all'anno ecco. prossimo. Ciao.